Buongiorno di nuovo. Riprendiamo la linea dalla Basilica della Salute di Venezia, dove avete visto la Santa Messa officiata dalla Patriarca Moraglia. Stiamo insieme pochi minuti prima di collegarci con Marghera e con il punto stampa quotidiano del governatore Zaia. Giusto il tempo di vedere cosa sta succedendo a livello regionale, perché la cronaca incombe con un tragico incendio che si è registrato ieri sera a Teolo. Questo è il sito del Mattino di Padova, dove una donna di 58 anni è morta. Le fiamme sono divampate verso le 21:40 in via Vicinale Monteortone, in una grande casa rurale. A perdere la vita è stata questa donna, moglie di un farmacista di Abano, di origini tedesche. Inizialmente il rogo sembrava di lieve entità e il corpo della donna è stato trovato solo successivamente dai carabinieri di Abano e dai vigili del fuoco. È al vaglio degli inquirenti la natura di queste fiamme. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, quindi il coinvolgimento di terzi, ma anche il gesto estremo. Dicevamo, siamo in attesa di collegarci con Zaia, che ieri sera è stato ospite del telegiornale di Nicola Zanetti e che è ritornato sul tema del momento, quello delle mascherine, sulla necessità di utilizzarle in questa nuova fase, soprattutto da domani con le riaperture che coinvolgeranno 80.000 attività nel solo Veneto. Ma sentiamo Zaia nel corso del nostro telegiornale. Guardi, c'è poco da fare i fenomeni e di fare i Rambo, bisogna portare la mascherina. Quando esci di casa devi portare la mascherina. Se non la porti sei un irresponsabile e metti a repentaglio la salute non solo tua ma anche quella delle altre persone. Allora, dal virus ne veniamo fuori, le mascherine le butteremo via a un certo punto. Io immagino che, come accade sempre per questi attacchi virali nella storia, non è che la peste di Venezia è rimasta per secoli, la peste è arrivata e se n'è andata. La spagnola nel 1918 è arrivata, ha fatto una strage e poi se n'è andata. Se ne andrà anche questo virus, però nel frattempo mettiamo in sicurezza tutto, perché se si torna a ricaricare i pazienti in ospedale e si riprendono i contagi, si dica poi che questo chi è causa del suo male pianga se stesso, nel senso che poi non vorrei che ci fosse sempre colpa governo ladro, piove è colpa del governo ladro. No, perché è colpa di ognuno di noi, perché è scientifico che se ognuno porta la mascherina e rispetta le regole non ci reinfettiamo. La responsabilità passa dagli ospedali, con la mia ordinanza passerà ad ognuno di noi. Se falliamo tornerà negli ospedali, cioè torneranno le terapie intensive, torneranno i ricoveri. Se qualcuno pensa che questo sia tutto un complotto, sia tutto uno scherzo, posso anche organizzare qualche viaggio in terapia intensiva, così magari gli presentiamo gli ultimi 60 pazienti che abbiamo e si renderà conto di cosa si tratta. Chiunque attraversi una strada trafficata si guarda a destra e a sinistra prima di attraversare, no? E possibilmente lo si fa anche velocemente se c'è tanto traffico, perché se no si finisce sotto un'auto e si muore. Cioè non capisco per quale motivo si possa ancora pensare che il virus sia un'invenzione, che tanto il virus non compierà mai me. Cioè, cosa devo portare? I testimonial che si sono fatti 4 settimane di terapia intensiva e magari se ne sono tornati fuori con l'encefalite, con miocarditi, con insufficienze respiratorie, magari adesso fanno dialisi o magari quelli che non hanno più l'uso degli arti inferiori. Dobbiamo portare i testimoni. Io dico, siamo in un momento storico nel quale tutti rivendicano autonomia, rispetto dei diritti, quant'altro. Beh, cominciamo a rispettare i diritti di tutti e mettersi la mascherina, dopo ne parliamo. È un grande banco di prova per la comunità questo. Queste le parole dunque di Zaia, molto dure nei toni ieri sera nel corso del nostro telegiornale. C'è una presa di posizione proprio di questi secondi del sindaco Conte, di Mario Conte. Veneto escluso dallo stanziamento straordinario di 200 milioni per i comuni delle zone rosse. Il sindaco Mario Conte: siamo stanchi, danni incalcolabili per comuni e territori, noi sindaci dimenticati dal governo.
cercheremo di collegarci e capirne un po' di più nei prossimi minuti direttamente con il sindaco di Treviso, che è rappresentante dei sindaci del Veneto. Siamo anche in attesa, come sempre, di collegarci con Venezia. Al momento non vedo ancora le immagini da Marghera, quindi saluto l'ospite che era in programma, al quale do appuntamento subito dopo la conferenza stampa, Andrea Penzo Aiello. Aiello, mi sente? Sì, buongiorno. Ecco, buongiorno. Andrea Penzo Aiello, che è presidente di Treviso Imprese Unite e di fatto l'organizzazione che in queste settimane ha coinvolto molti commercianti e imprenditori trevigiani e non solo in una serie di iniziative. Da ultimo ieri sera vi siete trovati in Piazza dei Signori per un sit-in dai grandi numeri, eravate in 200 circa con tutti i distanziamenti del caso, è così Aiello? Esattamente, ieri c'è stata la grande manifestazione che per Treviso appunto è avvenuta in Piazza dei Signori, ma era stata condivisa in tutta Italia, nelle piazze di Roma, di Bologna, di Milano, comunque in giro un po' per tutte le regioni d'Italia. È stato bello ieri perché comunque oltre a noi hanno partecipato solidarizzando con noi anche appunto il sindaco Conte, perché ci sentiamo un po' tutti quanti abbandonati dal governo in questo momento. Ci stanno facendo grandi promesse, ci stanno facendo grandi proposte per il futuro, però ad oggi i soldi non arrivano, abbiamo paura anche noi che vengano tagliati da un momento all'altro con un DPCM dell'ultima ora. Per fortuna negli ultimi giorni qualche cassa integrazione è stata sbloccata, speriamo che procedano tutti quanti con velocità in queste operazioni, perché i nostri ragazzi che adesso inizieranno a tornare a lavorare, ricordiamo che sono rimasti a secco per 2 mesi e per molti di loro la spesa dovevamo andarla a fare noi, anche se in realtà anche per noi a un certo punto diventava difficile, in quanto non c'è arrivato neanche ancora nulla di quello che è stato promesso. La manifestazione di ieri è stata proprio bella perché ha dimostrato un'unione che è sempre mancata probabilmente nelle partite IVA, e questa volta siamo riusciti a fare fronte comune. Il problema era grande, il problema è trasversale e abbiamo bisogno quindi di fare gruppo e di dimostrarci compatti, non per battere i pugni e lamentarci e basta, ma per poter mettere a disposizione innanzitutto delle autorità la nostra professionalità per cercare di affrontare meglio questa fase 2 e dall'altra parte però anche per pretendere del rispetto, perché secondo noi promesse di 50 giorni fa non ancora mantenute non sono rispetto. Aiello, torneremo su questo dopo la conferenza stampa di Zaia che sta iniziando proprio adesso. A dopo, grazie. Linea Marghera. È finita per me alle 4 e mezza, ma è finita alle 3 e mezza la riunione. E vabbè, poi vi dico, grazie per essere qui, oggi posso dirvi buona domenica. Ma ho visto che c'è, tra l'altro, ci sono delle persone che hanno raccolto tutte le battute, le gaffe che ho fatto, mi sono messo a ridere da solo, cioè, non mi sono anche reso conto quante ve ne ho dette in tutti questi giorni. Però, sentite, quella è la più bella. Prima di parlare Tasi. Ah sì, prima di parlare Tasi. Sì, è una frase veneta, no? Volevo dirvi 2 cose. Intanto grazie di essere qua e grazie del vostro sacrificio. Un saluto a tutti quelli che sono collegati. Andrei velocissimamente al bollettino. Comunque il bollettino è fondamentale proprio per il discorso che facciamo dopo. Passati 500.000, sono 506.000, sono di fatto 10.000 più di ieri. Il numero di positivi 18.939 più 13 persone positive, quindi se considerate su 10.000 più 13 vuol dire 1,3 per 1000 di positivi su tamponi fatti. Isolamento sono 3.979, pensate anche ieri in queste 24 ore sono usciti 217 persone dall'isolamento. Ricoverati sono 601, meno 17. Sostanzialmente metà e metà sono Covid e metà sono negativi.
le terapie intensive 50, anche qui metà e metà, anzi se volete per l'esattezza dei 50, 22 sono positivi e 28 sono negativi. I dimessi 3179 più 18, i morti in totale sono 1792, purtroppo andiamo verso i 1800 morti, e i morti in ospedale 1316, 4 persone in più. 81 i nati, e il bollettino finisce qui, però volevo darvi un dato che vi avevo promesso ieri. Vi ricordate che ci siamo lasciati quel 3 maggio con i dati? Eccoli qua i dati. Questa è l'evoluzione, ragazzi, in 2 settimane. Il rosso è il dato della terapia intensiva il 3 maggio, e il nero è il dato di oggi. Avete visto, dimezzate le terapie intensive. Fra l'altro il modello non ha sbagliato. Prego. Quindi siamo passati da un centinaio, da 199 a 50, quindi ridotta della metà. Dovete fotografare. Ve le manda a Carlo. Boh. Invece i ricoverati, altro dato interessante, guardate cosa è accaduto. Vi ricordate? Vi dicevo, guardate che il modello prevede il fine corsa. Siamo passati da 1056 ricoverati a 600. Sposti 1056. Ecco. Quindi insomma i dati ci sono buoni, ci permettono di fare dei ragionamenti, perché voi sapete che tutti i ragionamenti che faremo nelle prossime ore, da lunedì, non prescindono da questi dati. Se avessimo avuto un incremento di terapie intensive ricoverati, il problema sarebbe stato un problema assolutamente pesante. È altrettanto vero che se accadrà da qui al 2 giugno, vi dico già la data, che ci saranno incrementi, o strada facendo ci saranno incrementi focolai, è inevitabile che dovremo tornare indietro e dovremo ripensare a quello che è tutta la partita dell'ordinanza. Allora, scusatemi, vi volevo dire una roba. Allora, voi sapete che il governo ha fatto un decreto legge al quale poi, per dar compimento all'operazione giuridica, si deve sommare un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa è accaduto ieri? Ieri vi ho detto, guardate, noi le linee guida ce le abbiamo addirittura alcune, ce le abbiamo da più di un mese, ci siamo mossi in tempi non sospetti, abbiamo da subito pensato che prima o poi si sarebbe aperto, e se apri deve avere le istruzioni per l'uso e per l'apertura. Abbiamo fatto un percorso per, diciamo, evitare che le istruzioni per l'uso per l'apertura fossero le linee guida INAIL. Abbiamo fatto un incontro positivo col governo venerdì, che si è concretizzato con un accordo. Quando parlo di governo parlo del Presidente del Consiglio in persona, che ha incontrato i governatori. Ci siamo incontrati, l'accordo era quale? Quello di passare direttamente a riconoscere le linee guida delle regioni. Le regioni peraltro nel giro di mezz'ora le hanno anche omogenizzate, le hanno fatte, sono uguali da nord a sud, per ogni categoria, balneazione, piscine, palestre, attività commerciali, mercati, ristorazioni, bar, tutto quello che vi viene in mente. E il governo si era impegnato di recepire nel DPCM in maniera limpida, trasparente, il fatto che si apre con le linee guida della regione. È accaduto che abbiamo visto una bozza di DPCM alla quale noi dovevamo dare l'intesa, perché la legge prevede che le regioni diano l'intesa, cioè dicono ok, va bene, oppure le regioni possono dire va bene a condizione che mi modifichi queste parti, e la situazione un po' si è andata sul teso importante, nel senso che è andata in maniera, il dibattito si è sempre più alimentato, tanto è vero che dopo più riunioni ieri pomeriggio tra governatori, si è deciso ieri in tarda serata, dopo l'ultima riunione, di incontrare il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio si è presentato verso l'1 di notte, era sul Palazzo Chigi,
e era assieme al ministro Boccia, e da lì ne è partita tutto un ragionamento, una discussione nella quale noi abbiamo ovviamente portato le nostre ragioni. Cioè non è che il sistema del DPCM o delle ordinanze funziona col principio vai avanti te che a me viene da ridere. Stiamo parlando della vita dei cittadini, stiamo parlando della vita, del futuro della nostra economia, stiamo parlando della salute dei lavoratori e degli avventori e dei clienti, per cui è giusto che questo percorso, nell'ottica della leale collaborazione tra le istituzioni, lo faccia assieme. Faccio sintesi, alle 3 si è chiuso con un lodo. Il lodo è che le linee guida verranno recepite nel DPCM in maniera molto evidente, quindi le linee guida entreranno nel DPCM e verranno allegate al DPCM, cosa che non c'era prima. Quindi vuol dire che chi aprirà il DPCM vedrà cosa si può fare e cosa non si può fare secondo il governo. Il governo darà delle date, no? Arriva fino al 15, vi anticipo già, arriva fino al 15 di giugno con l'apertura dei teatri e dei cinema, e discoteche, parchi di divertimento e quant'altro, cioè i grandi assembramenti. Nel frattempo, oggi noi dobbiamo attendere il DPCM definitivo, sul quale c'è questa intesa, voglio essere chiaro, linee guida citate nelle prime righe e allegate da subito, cioè fanno testo le linee guida. Ovvio che è una grande assunzione di responsabilità da parte della Regione. Lo dico perché al di là di tutti gli atti eroici di qualche premio Nobel dei social, io ci metto la firma a questa roba qua. Ci metto la firma perché sono convinto che i veneti si meritino fiducia, perché abbiamo fatto un percorso assieme, ognuno di noi ci ha messo del proprio, no? Ce l'abbiamo messo noi, ce l'avete messo voi nella comunicazione, ce l'hanno messo per primi quelli della sanità nella cura, ma ce l'hanno messo tutti i veneti rispettando le regole. Adesso questo percorso diventa più complicato, sembra strano, no? Non siamo nella fase di discesa, ma siamo nella fase di salita. Cioè questo è bene ricordarlo. Ieri vi ho detto che passiamo la responsabilità del centro di cura dall'ospedale all'individuo. Se l'individuo fallisce, se ognuno di noi fallisce, nel rispetto delle regole, la responsabilità ripassa all'ospedale. Vuol dire che questi numeri torneranno a salire. Quindi se 15 giorni fa vi ho dato 2 numeri importanti, che erano quelli di ricoverati e delle terapie intensive, oggi vi do questi. Vi dico che fra 15 giorni o nei prossimi giorni valuteremo questi. Questo è quello che dobbiamo ricordare ai veneti. Allora vi dico subito cosa ho intenzione di fare. Abbiamo lavorato ieri, l'altro ieri, stanotte, è inutile che vi dica, quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, dai miei colleghi di giunta, l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottaccini, ma anche tutti gli assessori che qui non ci sono, ma li voglio ringraziare uno ad uno perché troverete dentro anche molte parti che riguardano, il trasporto pubblico locale piuttosto che la formazione e altri temi. Cosa vi devo dire per onestà? Vi ho detto 3 giorni fa non vi do le linee guida perché dovete attendere, perché ho il pensiero che accadrà qualcosa ed è accaduto. Ieri vi ho detto non firmo l'ordinanza perché voglio vedere il DPCM, oggi vi dico l'ordinanza l'ho scritta, ci manca solo la mia firma, aspetto solo in via prudenziale, siccome abbiamo a che fare con Roma, e con Roma è sempre sorprese, in via prudenziale di vedere il testo. Dalle 4 di stamattina, che immagino abbiano iniziato a lavorare, immagino che a minuti o nel giro di qualche ora arrivi. Alle 15 hanno annunciato. A me basta solo mettere la firma, non c'è più niente da scrivere, però per correttezza ve lo inviamo il testo e lo metteremo online solo nel momento in cui ha la firma, perché non voglio creare, voi che siete comunicatori sapete meglio di me che se va in giro un testo, metti che devo fare una modifica, poi viene fuori un casino, perché dietro all'ordinanza ci sono i controlli, vi ricordo. Allora, l'ordinanza, io ve la faccio breve, dice sostanzialmente questo, fa un resumé di tutto quello che è accaduto e c'è un primo tema sull'ordinanza, l'ho voluto mettere al primo punto, i dispositivi di protezione individuale sono obbligatori e avviso già che la multa va da 500 euro a 3.000 euro. Cioè, senza mascherina ti prendi il lusso di beccarti un verbale da minimo 500 euro. Minimo.
Allora, io non sono per lo stato di polizia e la persecuzione dei cittadini, guardate, ho una visione molto liberale, però qui c'è una partita che va oltre l'individuo, è una partita della comunità. In queste ultime 24 ore, lo voglio dire, e che mi ha fatto anche molto arrabbiare, ne abbiamo parlato anche stamattina, ci sono arrivate una miriade di foto mandate da molti su Instagram, sui social, di centri tipo Verona, piuttosto che Venezia, Mestre, di tutto, di molte persone che o non hanno la mascherina o ce l'hanno al collo. Cioè, forse non ci siamo capiti. Cioè, patti chiari, amicizia lunga. Cioè, se non si porta la mascherina si andrà alla ricaduta, che poi non si dica ma io ero convinto che non bisognasse aprire così velocemente, però dopo questi fenomeni ce li abbiamo sempre gli esperti di calcio in tribuna. A bordo campo ci siamo noi, io ci metto la responsabilità. Voglio ricordarvi che firmo un'ordinanza che se avesse qualche guaio, anche di natura sanitaria, vengono da me. Vi è chiaro questo? Boh, perché se volessi fare quello che non rischia nulla, prendo il DPCM del governo, dico, ha detto che si aprono cosa? Le spiagge il 3 di giugno, ha detto che si aprono i parrucchieri vabbè, lo dice che si aprono subito, altre categorie, i ristoranti il 25, oppure se leggete nel DPCM c'è scritto i ristoranti solo se le condizioni lo prevedono. È ovvio che siamo lì a discutere di lana caprina, quindi c'è una responsabilità mia, ma la chiedo a tutti. Sulle mascherine resta l'obbligo fuori dall'abitazione, restano le esenzioni per coloro che fanno attività fisica intensa. So che voi le sapete queste robe, ma lasciatemele ripetere. Chi fa attività fisica intensa, che vuol dire che se vai a fare la corsetta, fai jogging, la mascherina la devi tenere al collo, ma appena cominci a camminare te la devi rimettere su. Non è che te la metti in borsa o la lasci in macchina per dire a chi ti controlla ma io ce l'ho, me la sono portata dietro. Quindi la mascherina non la porti solo in attività fisica intensa, vuol dire che se cammini e sei anche da solo lo devi mettere. 2, non la portano i minori di 6 anni. 3, le persone che hanno disabilità o che hanno comprovati motivi per non portarla. Pensate a una persona che ha insufficienza respiratoria e che ha certificazioni per cui non può portare la mascherina. La mascherina salva la vita, punto. Gli spostamenti avvengono sempre all'interno del territorio regionale, lo scriviamo ancora nell'ordinanza, per ricordare che il tema del limite degli spostamenti tra regioni decadrà secondo il DPCM dal 3 di giugno, il che vuol dire che fino alle ore 24, a meno che non si cambino i DPCM, non ci siano altre direttive, del 2 non si possono fare spostamenti fuori regione. Abbiamo voluto inserire nell'ordinanza comunque la possibilità di accordi per la visita congiunti tra province con termini di regioni, di diverse regioni, Treviso con Belluno, Treviso con Pordenone, piuttosto che Rovigo con Ferrara, eccetera, qualora i presidenti di regione sottoscrivano un accordo. Noi l'abbiamo già sottoscritto con Trento e l'abbiamo già sottoscritto con il Friuli Venezia Giulia, previa comunicazione dell'accordo ai prefetti. Quali sono le attività? Guardate, ve la faccio breve adesso, ma sta roba sui dispositivi, guardate, ci preoccupa moltissimo. Cosa apriamo da lunedì? Allora, l'ordinanza avrà allegato 2 allegati, che sono un blocco di linee guida per tutta una serie di attività e un altro blocco di linee guida per le altre attività, ma in ogni voce che dico c'è scritto l'allegato da leggere. Quindi è semplicissima, è tutta per titoli, per cui non ci si perde in pastoie, è poco giuridica ma tanto pratica, quindi si capisce velocemente. I titoli sono: ristorazione, aperto ogni tipo di somministrazione di bevande e alimenti, bar compresi, il che vuol dire che stiamo parlando di ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, insomma tutto quello che vi viene in mente che vende cibo, alimenti o bevande, somministra e vende anche per fare l'asporto. Stabilimenti balneari, sempre da lunedì. Siamo forse una delle poche regioni, siamo pochi, almeno sentendo i colleghi, che quindi che vuol dire che tu non è che vedi lunedì mattina e pretendi di avere l'ombrellone. Diamo un minimo di respiro ai nostri operatori di organizzarsi e si prepareranno magari per qualche cliente veneto che hanno o per i weekend.
Sempre allegato 1, cioè ricordo i 10 metri quadrati per l'ombrellone, ricordo il distanziamento sociale, cos'è? 1,5 metri per gli sdraio? 1,5 metri per gli sdraio, eccetera. 12 metri? 10 per l'ombrellone. Sì. Strutture ricettive, tutte aperte da lunedì, alberghi, bed and breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Mi ha messo sta dicitura per non dimenticare nessuno. Sono 480.000 posti letto in Veneto questi, cioè non è una roba da poco. Rifugi alpini, trovate proprio anche qui sempre con l'allegato, campeggi, quindi tutte le strutture turistiche open air. Voi sapete che siamo la realtà open air più grande d'Europa, pensate il solo Cavallino fa 9 milioni di presenze turistiche, abbiamo un campeggio che fa 11.000 presenze al giorno e stiamo parlando di case mobili, campeggi, tende, roulotte, tutto l'abbiamo anche specificato. Servizi alla persona, e qua so che risolvo un problema, dal lunedì aprono le parrucchiere, i barbieri, le estetiste, tutti i trattamenti estetici, con esclusione dei tatuatori. Qui c'è proprio un divieto per ora, non dipende da noi, ma c'è proprio una disposizione sanitaria, ma apriranno e noi auguriamo anche loro che aprano nel giro non dico di mesi, di qualche giorno o alla volta della prossima settimana, dei trattamenti con bagno turco, quindi la estetista che ha il bagno turco lo deve tenere spento, ma anche l'albergo che ha il bagno turco lo deve tenere spento, le saune e le attività termali. Questo è sempre previsto dalla legge nazionale. No, a meno che non siano somministrazione di LEA, ma anche queste sono partite che risolviamo velocemente, noi stiamo spingendo anche per poter far questo. Commercio a dettaglio, tutto. Qua nell'ordinanza troverete scritta una frase che ho voluto che scrivesse: senza alcuna esclusione di categoria merceologica, tutto, senza tutte le fantasie dei bidoni per disinfettare queste robe, e linee guida molto easy ma che devono essere rispettate: la mascherina se vai nel negozio, la disinfezione delle mani, i guanti per toccare gli indumenti e queste storie, fine, se no bisogna passare alle disinfezioni. La disinfezione locale è prevista, ma non si sta, abbiamo fatto delle linee guida per evitare di stare lì a prendere ogni maglietta e disinfettarla ogni volta, perché sennò diventa una croce. Uffici aperti, commercio al dettaglio su aree pubbliche, aperti tutti i mercati settimanali, i mercati agricoli, le fiere, i mercatini, fiere intesi come fiere, questo forse lo potremmo anche specificare un po' meglio, non scrivete la parola fiere perché va specificato meglio. Mercatini degli hobbisti, quindi il mercatino dell'antiquariato, queste robe, e dell'usato, e gli ambulanti, paninaro che si ferma, o il gelatiere che si ferma nella piazzetta del paese un'oretta, ecco, tutti aperti. Uffici, ovviamente tutti hanno le loro regole per esercitare. Uffici aperti al pubblico, tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio immobiliari, quindi tutte le attività immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva, fermo il rispetto del distanziamento di 2 metri, c'è tutto il tema della pratica. Poi andiamo avanti. Le autoscuole, quindi tutte le autoscuole, guardate, io evito di tirarvela lunga. Le attività di produzione teatrale, vuol dire teatri aperti senza pubblico, le compagnie che devono preparare lo spettacolo. Si dice dal DPCM che dovrebbero entrare in esercizio, in attività dal 15 di giugno. Nel frattempo uno si attrezza, fanno le prove e fanno tutte le attività che devono fare. Le piscine, stiamo sempre parlando di lunedì 18, piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività. Pensate alla piscina dell'albergo, ma anche la piscina dell'agriturismo, del campeggio, sempre con le linee guida. Anche quelle condominiali quindi? Sì, okay. Tutte, pubbliche e private, un'altra che ha l'appartamento armato. No, hanno chiamato, comunque. Voi avete sempre un amico che ve l'ha chiesto. Palestre,
tutte le palestre di soggetti pubblici o privati per pratica di attività fisica anche con modalità a corsi. Cioè, uno fa il Tabata o cosa si fa? Pilates, grazie, non mi veniva il nome. Nordic walking lo fai per Aerobica, basso può fare Nordic walking. Ecco. esatto. Presidente, ma senza contatti però. Sì, c'è la distanza con attività fisica intensa oltre i 2 metri. No, le chiedevo la danza. No, non previsto il contatto fisico ovviamente. Sottolineiamo, grazie. Quindi non è che uno può fare judo o roba del genere. Sempre con le linee guida, o il tango, ecco. Carlo, chissà perché ti è venuto in mente il tango. Con tutte le robe che poteva venirti in mente. Senza contatto fisico interpersonale ovviamente. Impianti sportivi, tutti gli impianti sportivi all'aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, quindi il campo di calcio, l'attività all'aperto, ovviamente poi avranno gli spogliatoi e quant'altro. Manutenzione del verde, l'abbiamo messa dentro, voi sapete che noi siamo tra i pochissimi che avevano autorizzato la manutenzione del verde pubblico e privato, vi ricordate le ordinanze? L'abbiamo messa dentro perché adesso abbiamo le linee guida, prima non ce le avevamo quindi l'abbiamo rimessa dentro con l'allegato alle linee guida. Perché, scusi, per non sbagliare, ha parlato di calcetto, non può fare calcetto? No. Può utilizzare lo spogliatoio del calcetto ma senza giocare. Guarda, gli impianti sportivi all'aperto con strutture chiuse per i servizi, quindi all'aperto sì. Si può giocare a calcetto? All'aperto sì. Sì. Ma c'è il contatto fisico però? Prego? Ma c'è il contatto fisico? Posso stare a 2 metri giocare a calcio? Possono fare allenamento, però l'hanno messo anche per lo sport di squadra. C'è. Allenamento senza... Ma questa è una decisione nazionale, non nostra. Mi sembra di aver capito che non si può, non volevo venisse... Ma la specifichiamo con una FAQ perché non compete a noi. Ok, grazie. Musei, archivi e biblioteche, strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche si aprono. Parchi zoologici e riserve naturali, perché in Veneto abbiamo anche le riserve naturali e i parchi zoologici, vi ricordo. Anche i giardini botanici, vabbè, io vi ho letto il titolo. Poi abbiamo per il TPL, trasporto pubblico locale, e poi gli impianti a fune, quindi tutto il tema delle seggiovie, è un tema molto dibattuto che viene risolto con l'apertura direttamente dal lunedì. Attività sospese. Sono sospese le attività dei centri termali, ve l'ho annunciato prima, voi la troverete nella voce cura della persona, no? Fatta eccezione che per l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, cioè la cura, quindi la cura sanitaria. Centri culturali e centri sociali sono sospesi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati. C'è tutto il tema anche dei parchi di divertimento, che qua nella bozza non vedo e forse è meglio metterlo qui, a parte il fatto che non sono autorizzate per legge, per cui. Orari e giornate, troverete un titolo che dice orari e giornate degli esercizi commerciali. Abbiamo voluto mettere questo per dire si riparte, bisogna evitare l'assembramento, quindi chiediamo ai comuni di essere disponibili, e quindi approfitto per ringraziare tutti i sindaci che hanno fatto assieme a noi questo percorso in questi mesi, di ampliare se serve, qualora servisse, l'orario di lavoro. Penso a una parrucchiera, potrebbe dire guarda, noi canonicamente chiudiamo il lunedì, ma visto e considerato che abbiamo 3 mesi di arretrato, invece di ingrommare su tutti i clienti in 6 giorni, magari fammeli diluire in 7 giorni, cioè insomma di chiedere elasticità negli orari in modo tale che gli operatori riescano anche a evadere quello che è il magazzino e il pregresso di lavoro. Abbiamo inserito i tirocini professionali, che era un vulnus di tutte le produzioni giuridiche di questo periodo, no? Il tirocino professionale, cioè è ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare, cioè all'interno delle aziende, che era un vulnus, era sempre rimasto fuori, quindi avevamo le aziende aperte, i tirocinati che non potevano andarci. Esatto. Poi le attività scolastiche e formativo-professionali è consentito agli enti pubblici e anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative la
la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, quindi si torna a fare formazione. No, queste sono consentite. Scusa, c'era solo una parte sul sospeso. No, queste sono tutte consentite. Scusa, i centri culturali e sociali sono più. Sulle sospese, sì, è legge nazionale. Sì, lo prevede proprio, non è una scelta nostra. Vi abbiamo messo un capitoletto attività sospese per questo. Oltre a quelle vi diciamo che poi c'è il tirocinio professionale che apriamo, le attività scolastiche formativo-professionali, le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli. Nel DPCM troverete più protocolli per le confessioni religiose, cimiteri e basta. L'efficacia temporale è fino al 2 giugno alle ore 24 di questa ordinanza. Le disposizioni finali sono che le multe che si pagano vanno a rimpolpare il conto coronavirus. Ricordo che l'uso della mascherina, il non utilizzo della mascherina può esporre un'ammenda, una multa che va dai 400 ai 3.000 euro. Dai 400 euro ai 3.000. Ho detto una cifra sbagliata prima? 500 3.000 detto. È 400. Scusatemi, ho sbagliato io. Dai 400 ai 3.000 euro. Considerate che chi eleva la multa può anche applicare la minima raddoppiata, cioè quindi può darti d'ufficio già gli 800 euro. Presidente, ma le attività ludiche ricreative per i bambini, cioè 15 giugno? No, allora, il tema... Però sulle domande andiamo con ordine. Prego. Filippo mi pareva... Dopo ti rispondo. Perché c'erano altri prenotati e non lo sapevo. Se no ci accavaliamo. Presidente, purtroppo mi pare che come accaduto anche nelle settimane e nei mesi precedenti si arriva all'ultimo momento. Non dipende da noi. No. Ecco, allora c'è una ragionevole stavolta certezza che il governo accolga le vostre linee guida, nel senso che non si capisce come mai un accordo che sembrava raggiunto, all'ultimo momento queste linee guida spariscono dai provvedimenti del governo e dovete trascorrere una notte a discutere e ad accapigliarvi per reinserirle. Perché succedono queste cose? Guarda, io penso che tutti voi potete certificare la leale collaborazione che noi abbiamo garantito in questi quasi 90 giorni. Abbiamo evitato ogni forma di polemica e abbiamo sempre messo al centro della nostra azione e attenzione il cittadino. Penso che il governo paghi lo scotto del fatto che in maniera recondita, ma non neanche tanto, la visione autonomista e federalista non è di casa. Per cui vanno sempre avanti un po' col freno a mano tirato. Ed è un peccato, perché la modernità va verso l'autonomia. L'autonomia è responsabilità. Cioè tu mi deleghi a occuparmi delle aperture del Veneto e mi responsabilizzi, cioè mi dici, nel DPCM c'è scritto valuti le condizioni epidemiologiche e poi decidi. Questo è il senso dell'autonomia. L'autonomia è responsabilità. Penso che in maniera un po' strisciante, se non nella politica, ma c'è anche nella politica, oggi ho visto un titolo del vice ministro Sileri della Sanità che parla ancora di mettere in discussione le competenze, però al di là del fatto che siamo in un paese libero e con il pensiero libero, ma ci vuole rispetto per i veneti che hanno votato per un referendum. E quindi io dico che penso che spesso queste incomprensioni nascono dal fatto che c'è sempre questo retropensiero che l'autonomia tolga potere. L'autonomia dà responsabilità, che è una roba diversa. Poi vi dirò che la macchina romana, e esco dalla politica e entro in quella, nella macrostruttura del burocrate, insomma, più autonomia c'è nei territori, meno spazio hanno loro. È lapalissiano questo. Ma forse c'è anche un'altra motivazione, nel senso che si ha l'impressione che a fronte di questa spinta forte, compatta della conferenza delle regioni, perché a nessuno è sfuggito che tra i più accesi sostenitori della riapertura e dell'estensione delle riaperture, a parte lei insomma, ma ci sono esponenti importanti del PD,
certo. da Bonaccini ad altri, a Zingaretti, ad altri. Ecco, si ha però l'impressione che da parte del mondo scientifico, ad esempio dell'Istituto Superiore della Sanità, ma anche del Comitato Tecnico Scientifico, questa diciamo, apertura accelerata non sia stata molto condivisa. Ci sono state dichiarazioni che avvertono del rischio latente, ci sono ancora morti e malati in varie parti d'Italia, non solo in Lombardia, e quindi forse il governo è anche soggetto a questo tipo di spinta e di pressione. Sì, ma noi non siamo degli irresponsabili. Concludo. Lo stesso professor Crisanti, che certamente non è persona ostile a lei, visto che certo. è un consulente, collaboratore della Regione, avverte che in varie parti d'Italia il rischio è inagguato. Ma infatti nel DPCM il professor Crisanti dice un'assoluta verità, ma il DPCM dice valutate la condizione epidemiologica dei territori, cioè non è che dice alla Carlona aprite. Dopodiché, guardate, c'è sempre un tema, le linee guida e le aperture noi le facciamo con a fianco il nostro Dipartimento di Prevenzione. Cioè allora non è che siamo bravi quando va bene dire che siamo bravi e non lo siamo dal punto di vista sanitario, quando va bene di dire che non lo siamo. Dopo, sapete, gli scienziati sono dei puristi, no? Hanno una visione assolutamente millimetrica e chirurgica del loro ambito di azione. Se avessimo messo attorno a un tavolo gli scienziati, gli economisti e avessimo messo un po' tutte le specialità che ci vengono in mente, probabilmente non avrebbero mai trovato una sintesi. Però non può passare l'idea che chi vuole aprire è un irresponsabile, perché voi potete mettere agli atti storicamente che io vi ho sempre detto che non abbiamo assolutamente finito la battaglia con il virus, ve lo dico tutti i giorni, però bisogna guardare in faccia la realtà. Tutte le comunità che hanno passato la nostra emergenza, la provincia di Hubei, Wuhan, Corea, Singapore, hanno comunque dopo i 70-80 giorni aperto le frontiere, aperto le attività. Se Filippo ha finito c'è Sì, considera che poi c'è da dire che il Ministero della Salute manda gli indici epidemiologici a tutte le regioni ogni settimana, noi siamo a 0,42 di R0, allora visto considerato che hanno detto loro che quello conta, per noi diciamo che è bassissimo, punto. Alda Lanzà. Presidente, buongiorno. Ciao Alda. Può spiegarci esattamente dove si è arenato l'accordo? Cioè cos'è che è cambiato rispetto alle linee guida? Cos'è che era cambiato la notte scorsa rispetto alle linee guida partorite venerdì? Noi, dopo aver sentito il Premier Conte ieri sera in conferenza stampa da Palazzo Chigi, abbiamo notato che c'era una discrepanza sulle date, per cui ci eravamo anche chiesti: le piscine dal 25 giugno è perché a livello nazionale, ma le regioni hanno la possibilità di anticipare? La scomparsa dei centri estivi, di tutte le attività, ma esattamente quali punti erano saltati? Ma guarda Alda, intanto le date non sono importanti perché la base del DPCM prevede che il governo stabilisce un suo cronoprogramma in base alle diverse attività, ma dà facoltà alle regioni di anticipare. Prova ne sia che voi troverete un'ordinanza. Se va in porto perché voglio vedere il DPCM, se va in porto perché voglio vedere il testo del DPCM finale, perché da noi si dice cosa? Che se uno si scotta con l'acqua calda poi ha paura anche dell'acqua fredda. Se va in porto troverete che il Veneto apre tutto quello che si può aprire, cioè anticipa tutte le aperture. Cos'è accaduto? È accaduto fondamentalmente che le linee guida che dovevano essere il mantra e il riferimento del DPCM erano diventate un di cui. Per cui giustamente noi abbiamo posto una questione che è legittima, di dire ma guardate, non è che possiamo mettere nelle condizioni il controllore che entrerà in un bar o in un ristorante di dire se applica le linee guida delle regioni piuttosto che il riferimento a un'altra roba, ma forse anche l'INAIL può dire la sua. Abbiamo chiesto chiarezza su questo, anche per non mettere nei guai, guardate, l'ho detto anche il collega Bonaccini, per non mettere nei guai non noi, ma coloro che verranno controllati e che si ritrovano magari un controllore che dice scusa, il metro fra i tavoli non va bene, sì, lo dicono le linee guida delle regioni, però il DPCM dice anche che comunque in linea con i riferimenti, cioè capite che è una roba in un paese nel quale si gioca con la punteggiatura non finiamo più.
Poi ho due domande politiche, Presidente. Sì. Ieri sera, sempre il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, ad una domanda ha risposto che effettivamente, finita tutta questa emergenza sanitaria, sarà necessaria una riflessione sull'assetto costituzionale e quindi il rapporto Stato-Regione. E quindi le chiedo, anche se ha già accennato, se teme che le regioni, al di là del percorso richiesto dal Veneto, ma non solo dal Veneto, di una maggiore autonomia, possa essere frenato. No, guarda, intanto il Presidente del Consiglio stanotte, intervenendo, ha ringraziato le regioni in più occasioni. Quindi io prendo atto che lui, con noi presenti, le ha ringraziate. Ha anche detto non posso che ringraziarvi per come avete lavorato. E poi lui dice che ci vuole una revisione, giusto? Vediamolo in positivo, vuol darsi l'autonomia. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, sarà lui a smentire che non vuol darsi l'autonomia. Se un Presidente del Consiglio dice che è giunta l'ora di fare una revisione costituzionale, a casa mia la revisione costituzionale davanti a 2 milioni di veneti che sono andati a votare è esattamente l'ottenimento dell'autonomia, perché è una revisione costituzionale. Se poi intendeva altro è bene che lo chiarisca subito. Noi da qui non ci muoviamo comunque, Per noi resta ferma la partita dell'autonomia. E guardate che questa vicenda sanitaria lo ha dimostrato fino in fondo. L'ultima domanda politica, Presidente, riguarda l'intenzione, ma neanche tanto intenzione, nel senso che è proprio una decisione di due partiti di opposizione, Fratelli d'Italia e Lega, di fare una manifestazione il 2 giugno, Festa della Repubblica a Roma, contro il governo. Lei parteciperà? Ma guarda, io ho visto la pubblicità, però onestamente devo ancora chiedere quali saranno come si dice, i termini delle manifestazioni, non se ne sa niente, non sono in grado di dirti nulla. Ci si può muovere tra regioni 3 però, se non sbaglio. Prego? Ci si può muovere tra regioni 3 però. Come 3? Dal 3 di giugno. Ah sì, da 3 sì. Però guardate, non mi fermo qui Alda perché non ne so nulla, perché abbiamo lavorato, ho visto forse su Facebook da qualche parte dove mi hanno fatto vedere che c'è un banner, però oggettivamente noi ancora non abbiamo informazioni. Massimo Fennaro, sì. Poi Emiliano, poi Io ho tre domande, se posso. Allora, una è la sensazione è che il governo abbia lasciato fuori tutto ciò che ha a che fare con la cultura, gran parte di ciò che ha a che fare con la cultura, teatri, cinema e poi anche i centri sociali e culturali, del quale capisco poco il perché, e poi il grande tema della scuola. Cioè non mi spiego perché se tutti possono andare a lavorare i ragazzi non possono andare a scuola. Posso fare le altre anche oppure... È una domanda questa? Sì, è una domanda. Cioè il Veneto su questo è una considerazione che però porta anche a una domanda. Cioè su tutto il resto abbiamo fatto... Cioè vediamo che anche la Regione Veneto si è mossa con criteri, diciamo, legati alla sanità del Veneto. Ecco, io questo non riesco a capirlo. La seconda, Presidente, questa è tecnica, la mascherina all'aperto è obbligatoria in tutta Italia o solo qui da noi? Da noi è obbligatoria, in tutta Italia non so dirvi cosa... Cioè non è prevista dal DPCM? No. Ah, quindi questo... Non è prevista l'obbligatoria internazionale. C'è raccomandato l'uso della mascherina. Raccomandato, non è... guardate, non mettere la mascherina vuol dire una follia. Voi ce l'avete. Cioè. Un'altra cosa, l'apertura del... regionali, diciamo tra regioni del 3 è complicata. È complicata, tenuto conto che noi confiniamo con una delle regioni particolarmente a rischio, perlomeno in questa fase. Sì. E poi c'è un dato in piccola controtendenza che mi è saltato subito all'occhio guardando le tabelle. Oggi un posto in più occupato in terapia intensiva e sono andato a controllarmi, non succedeva dal 5 di aprile. Come lo leggete? Cioè che dal punto di vista statistico e di modello non ha nessun senso. Se tutti i giorni cominciamo a aumentare le terapie intensive, sì. Cioè, se fossero anche 2 o 3 posti non vuol dire nulla, sono sicuramente pazienti ospedalizzati da settimane. Non è che uno arriva e finisce in terapia intensiva, prima passa per le infettive, passa per le subintensive. Quindi, oppure qualche casa di riposo, quindi sono pazienti che sono peggiorati. Questa è la situazione purtroppo. Per quanto riguarda le chiusure, guarda, questi sono dettami che arrivano dalle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, non dipendono da noi,
e hanno fondamentalmente chiuso la possibilità di aprire tutto quello che è luogo di ritrovo e di assembramento. Si va dalla discoteca al centro sociale, dal teatro al cinema, le avete viste, no? Noi ci abbiamo aggiunto la possibilità almeno di fare attività senza pubblico, questo sì. Abbiamo aperto però i musei, vorrei ricordare, le biblioteche e quant'altro. E altro non potevamo fare, perché poi ci sono dei limiti di legge che diventano anche un'assunzione di grave, a parte il fatto di illegittimità anche nell'ordinanza. Prego. Emiliano. Presidente, buongiorno. Permettetemi una considerazione senza scatenare una guerra nord-sud. Parlavate però con il collega Zennaro dell'obbligo delle mascherine. Ricordo solo che l'altro giorno in Sicilia c'erano 36 gradi, quindi tornando un pochino anche a pensare all'autonomia territoriale proprio per quelle che sono le esigenze, mi viene un po' da pensare, caspita, 36 gradi con la mascherina secondo me è veramente dura. Apro e chiudo parentesi. Le volevo chiedere invece per i centri estivi, insomma attività ludico-ricreative, si parlava del 15 giugno, c'è sempre questo grosso punto di domanda. E poi mi è parso, mi smentisca nel caso, che ho notato Conte che sottolineava il fatto di responsabilità, l'ha proprio sottolineato, delle regioni. Beh, sì. E mi è parso di capire che alcune regioni hanno fatto un passo indietro, si sono un po' spaventate su questa cosa, è una sensazione mia. Vedevo puntare il dito invece sempre su Toti, lei e la Lombardia, invece sui più decisi, sulle riaperture. Ma guarda, il tema della riapertura non è una sfida, tant'è vero che il governo, vorrei ricordarvi che col DPCM apre parrucchieri, bar e ristoranti da lunedì. Questo è il dato di fatto, quindi non è che qui c'è una forzatura. Ovviamente le apre con questa frase, diciamo, che lascia un po', ti fa venire il brividino, dice valutando le situazioni epidemiologiche. Però noi siamo qui a governare, no? Cioè noi non siamo qui a fare politica, siamo qui a governare e cercare di risolvere i problemi delle persone, dei cittadini. Quindi affrontiamo anche questa responsabilità, che non è facile. E per i centri estivi? Per i centri estivi, guardate, ci sono le linee guida. Sono arrivate ieri sera. Le avevamo scritte, fra l'altro noi le avevamo già pronte. Ci sono 350 milioni stanziati dal governo. Il governo ci ha detto che vuole affrontarle in settimana per risolvere anche questo problema. Qualcuno dice che si arriverà il 1° giugno, non ve lo so dire, però comunque il tema penso che verrà assolutamente affrontato. Se noi avessimo avuto mandato o spazio giuridico, le avreste trovate all'interno dell'ordinanza, ma c'è la responsabilità dei bimbi, che è una responsabilità troppo grande per andare contro a qualsiasi dettame giuridico e di linee guida sanitarie. No, ma è impossibile, proprio è illegittimo, cioè non sta in piedi dal punto di vista giuridico. Ma sì, me le impugnano, al di là del fatto che le impugnano, però non sta in piedi, cioè il primo guaio che c'è, se vanno a guardare la norma dicono ma cos'è sta roba? C'è come uno che pensa di guidare con la patente di un paese sperso nel mondo che non ha il permesso di guida riconosciuto qui da noi. Quindi non ti funziona anche l'assicurazione per l'auto poi, no? Francesca Carollo, Mediaset. Ciao. Buongiorno. Allora, una domanda era sempre sui centri estivi, perché ovviamente le mamme di tutta la regione, lo sappiamo, sono disperate. Questi bambini senza socialità per 3 mesi adesso dicono abbiamo davanti ancora tanto tempo, quindi però mi pare che appunto per ora sia tutto ancora bloccato. Certo. Perfetto. E invece le maestre mi chiedono: se i bambini non si contagiano tra loro, ma magari sono asintomatici e contagiano noi maestre, nel momento in cui si riapriranno le scuole o nel caso anche dei centri estivi, che tipo di protezioni dovremo poi usare? Cioè, che tipo di mascherine, la visiera? La mascherina chirurgica. Chirurgica? Anche se i bambini starnutiscono, chirurgica va bene. Sì. Ok, e visiera? Vi chiedo? No. Ok. La seconda domanda è... leggevo, mi hanno mandato questa intervista al governatore Solinas della Sardegna, sì, che dice: noi non vogliamo perdere la stagione e quindi c'è una possibilità di far sì che chi viene debba avere un passaporto di immunità, e quindi non so, ad esempio fanno degli accordi per far fare il test, poi quando arrivi in Sardegna con il tuo passaporto, tra virgolette, posto che questi test siano buoni, perché per molti scienziati non lo sono,
e lì poi noi te lo rimborsiamo con trattamenti struttura, quel che è, in modo diciamo da mostrare al mondo, anche all'estero, una regione dove non ti ammali. È un'ipotesi la sua, però ecco, siccome stiamo vedendo che la Croazia si organizza per far andare i turisti là, l'Austria dice no, gli italiani non li vogliamo, eccetera, volevo capire noi in Veneto, dove peraltro abbiamo dei dati fantastici, dove abbiamo un contagio bassissimo, l'altro giorno a Padova 0 contagiati, 0, ne abbiamo 30 al giorno, siamo i più virtuosi, ecco, noi c'è il turismo che lo vogliamo, cosa avete pensato? Noi dovremmo spendere in maniera migliore questo attu, diciamo, di qualità sanitaria che noi riusciamo a erogare, che nessuna parte del mondo riesce a dare. Cioè la sanità che noi eroghiamo al turista quando arriva qua è una sanità che è al pari delle migliori cliniche a livello internazionale a costo zero. Questa è la verità. Cioè se un turista arrivasse qui e avesse bisogno di un trapianto urgente per essere salvato, per salvargli la vita, di fegato, di cuore, di quello che è, qui lo fa gratis. Cioè, è una roba straordinaria, quindi noi siamo in grado assolutamente di mettere in sicurezza i cittadini. Per quanto riguarda la patente di immunità, Solinas, giustamente Cristian Solinas si è preoccupato perché il PIL turistico in Sardegna vale circa il 18% del totale del PIL sardo, quindi per loro significa, fra l'altro, una stagione che non è lunghissima, quindi per loro persa quest'estate vuol dire recessione per la Sardegna. Il tema della patente è che tu fai l'analisi del sangue a una persona, se gli trovi gli anticorpi neutralizzanti puoi dire boh, questa persona ha avuto il virus, è guarita e addirittura è anche immunizzato, ha la sua copertura anticorpale, ma se lo trovi negativo, cioè non ha avuto gli anticorpi, è una persona che potenzialmente può ammalarsi. E questo è il tema per cui sta ragionando tutta la comunità scientifica. Gli facciamo il tampone, ma il tampone ha una finestra di almeno 7 giorni, vuol dire che può essersi infettato e se tu gli fai il tampone al 6° giorno non trovi la positività, quindi dici è negativo e dopo un giorno magari diventa positivo. È una storia molto complicata questa, però ne verremo fuori, insomma, questo virus come è arrivato se ne andrà. Abbiamo veramente dei dati straordinari in Veneto, sì, assolutamente. Contagio, quindi anche per noi la stagione turistica, lo sai tu meglio di tutti quanto è importante, quanto conta anche nel nostro bilancio. Sì, da noi vale 18 miliardi di euro il turismo e 70 milioni di presenze. Dico che per noi è fondamentale spendere questo valore e penso che l'esperienza di Vo ci serva a comunicare su vasta scala il valore del Veneto, perché voi mettetevi nei panni di un cittadino del mondo che comincia a sentir parlare di questo case history sanitario che è Vo, di tutti che sono negativi, perché poi Vo può dire che è il posto più sano del mondo e siccome ormai il mondo conosce Vo come esperienza e penso che sia fondamentale comunicare ancora di più su Vo. Il fatto che il professor Crisanti stia facendo un ulteriore sierologico ai cittadini con la mappatura del genoma va in questa direzione. Antonella Prigioni. Buongiorno. Ciao. Se non sbaglio il governo invita a valutare un rischio epidemiologico, la tendenza del governo è quella di un atteggiamento più ristretto nelle aperture rispetto alle regioni, però mette l'obbligo della mascherina solo nei posti chiusi. Come valuta invece appunto questo atteggiamento, dato che lei impone l'obbligatorietà della mascherina e non teme che i veneti possano avere qualcosa da ridire su questo punto? Cioè, che se una persona davanti alla medicina che salva la vita dice che si arrabbia col farmacista che gli dà la medicina o col medico, è libero di morire, cosa volete che vi dica? Cioè, non è che ci divertiamo, e lo dico ai complottisti, non è che abbiamo un magazzino di mascherine da vendere intestato sotto falso nome a qualcun altro, cioè ragazzi, stiamo parlando di un presidio sanitario che ci ha dimostrato che negli ospedali ha messo in sicurezza la salute dei nostri medici. E possiamo ribadire appunto che vale l'ordinanza regionale sulla DPCM? Assolutamente sì, andatelo a chiedere a quelli che hanno preso la multa, ve lo spiegano velocemente che vale l'ordinanza regionale. Cioè è inutile fare il video poi e postare il video perché ti hanno messo la multa perché non avevi la mascherina. Ci vuole comprensione, sicuramente io non sono per la repressione, però davanti a dei fatti che sono evidenti di negligenza bisogna intervenire, punto. Se posso
chiederle un'altra cosa. Lei invitava i sindaci a concedere una certa elasticità negli orari delle attività. Questo significa che si può tenere aperto anche di domenica e i centri commerciali? Sì, è tutto aperto, mi sono dimenticato di dirvi, perché tutto quello che non c'è scritto è autorizzato, nel senso che ovviamente davanti alle aperture non ci sta più in piedi un'ordinanza nella quale disponiamo la chiusura di alcune realtà, e questo per ovvi motivi. Ovviamente i centri commerciali sono delle realtà che devono fare molta attenzione al tema degli assembramenti, quindi dovranno regolamentare gli accessi, il distanziamento sociale, l'igiene e l'uso delle mascherine. Non è che vai in centro commerciale e giri per il centro commerciale senza mascherina e la gestione del centro commerciale, siccome è un condominio, può dire ma la mascherina non devo mica mettergliela io. No, tu hai l'obbligo, come il negoziante che vende la bistecca piuttosto che la fioreria o chi altri, ha l'obbligo di dire al cliente guarda che senza mascherina tu qui non entri. Sì, tutto aperto. Anna Maria Parisi. Buongiorno Presidente. Sì, anche perché Alda, decade l'ordinanza, scusami, della chiusura e non l'abbiamo rinnovata perché oggettivamente è impugnabile. Buongiorno a tutti. Dunque, allora, partendo appunto dai supermercati e centri commerciali, il chiarimento è questo, quindi possono aprire anche loro la domenica, è corretto? Ok? Sì. Le cassiere, a proposito, ci continuano a segnalare che vedono molte coppie che entrano insieme a fare la spesa. Vale ancora questo principio o decade il fatto che non si debba andare? È sempre valido, nel senso che per evitare assembramenti bisogna andare da soli o accompagnando minori o persone che non sono autosufficienti. Poi per quanto riguarda l'obbligatorietà delle mascherine, un chiarimento in questo senso. Sono obbligatorie le mascherine, quindi si deve uscire con le mascherine e non con la sciarpa e il fazzoletto? Se non hai la mascherina sì, ma la devi avere la sciarpa. Non dire che non hai la mascherina e a casa hai la sciarpa. Deve essere visibilmente appunto... Guarda, noi ne stiamo distribuendo, penso ormai siamo 15 milioni di mascherine distribuite. 12 e mezzo. Solo noi gratuitamente, in più tutto quello che sta girando, tutte le diverse robe, chi vende, insomma, dire che oggi non si trova una mascherina... Quindi con tutto il rispetto, la mascherina obbligatoriamente. In tal senso ci sono arrivate delle mail di persone con sordomute e dicono che non trovano sempre la disponibilità in molti uffici pubblici o comunque di tante persone che negli esercizi commerciali di persone, siccome non sentono proprio praticamente, dicono che nessuno si vuole abbassare la mascherina per parlare, quindi è un guaio. C'è Chiara, come fare. Esatto, c'è Chiara che potrebbe anche dirlo lei cosa succede. Chiedono come fare e ad esempio chiedono anche negli uffici pubblici se c'è, non so, chiedono un appello a lei Presidente, magari che ci sia la possibilità che possano essere comprensibili anche con persone come la Chiara che possano... Senti, mi viene da fare una battuta perché, scusami, c'è come quando da bimbi andavamo a fare la pipì e ci dicevano chiuditi la cerniera, non è che possiamo fare le istruzioni che ricorda di chiudere la cerniera, dai. Che si appellano Cavoli, se sei davanti a una persona che non capisce, devi capire che buon senso e buona educazione ti togli la mascherina e cerchi anche di comunicare, ci vuole rispetto per le persone che non sentono. Io direi che è fondamentale, cioè noi non possiamo fare un'ordinanza per spiegare la buona educazione. No, non un'ordinanza, perché un appello a lei affinché appunto... Non sono signor della casa, Tosati, dai. Sì. Però Chiara, se vuoi dire qualcosa rispetto a questo, cioè come si devono comportare? Allora, io penso che con la distanza di sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale, si potrebbe abbassare leggermente la mascherina quando ti trovi davanti a una persona sorda, per permettergli la possibilità di leggere il labiale, mantenendo una distanza sociale, penso che sia ragionevole. E quindi o al massimo su un foglio. Sì, vabbè, Tosati, dai. Negli uffici pubblici abbiamo comunque i plexiglass che dividono le persone, quindi sì, giustamente c'è anche la protezione fisica. E che alle volte ci sono proprio gli integralisti della comunicazione, quindi. Bene, Filippo Tosato, di nuovo Carollo, dita in su. Sì, prego Filippo. Due aspetti, uno riguarda le piscine termali che non sono un'attività di poco conto nel Veneto
E lei ci ha detto appunto che non è previsto. Governo. Ecco, almeno è un tema all'ordine del giorno questo, in tempi brevi, perché... No, urgentissimo urgentissimo. Guarda, c'è questo delle piscine termali, c'è quello dei parchi acquatici, che qualcuno sembra dire vabbè, ma cos'è? Cioè, voglio ricordare che quel divertimento è economia per il Veneto, pensate solo ai posti di lavoro, senza pensare alla promozione turistica. Insomma, ci sono delle realtà che sono diventate, ci hanno resi famosi, cioè Gardaland, cioè, è un brand a livello mondiale, tanto per citarne uno. E quindi questi sono tutti i temi che affrontiamo, cioè noi vogliamo aprire tutte queste realtà. Considerate che però l'assembramento non è una roba irrilevante con un virus. Ecco, poi c'è un'altra questione di altro genere, insomma, ma forse più di carattere più generale. Ieri noi abbiamo raccolto il malessere, la protesta e anche l'arrabbiatura dei sindaci dei capoluoghi che parlavano a nome dei loro colleghi, perché negli stanziamenti di 200 milioni da parte del governo, per capirci, per le ex zone rosse, cioè per le province che a suo tempo erano state incluse nell'elenco delle zone rosse, tra cui le province di Padova, Venezia e Treviso, ebbene, di questi 200 milioni neanche un centesimo è riservato alle province e ai comuni veneti. Lei ha fatto anche una dichiarazione, ha detto insomma, che trova questa cosa disarmante e ovviamente iniqua, però qual è la considerazione? Si ha come l'impressione che al di là dei suoi exploit personali, i gradimenti, i sondaggi, le Financial Times che la incorona, però il Veneto conti poco o nulla nella stanza dei bottoni. Questa è la sensazione. Quando si arriva al dunque, forse questa regione non riesce ad essere a pesare quanto dovrebbe. Io direi che intanto è fondamentale uscire da questa mentalità da mezzadri, no? Di pensare sempre che i veneti sono sempre l'ultimo vagone del convoglio, ma a me non risulta. Piuttosto chi ci rappresenta non ci rappresenta bene, che è un'altra roba. Cioè, non ho capito. C'è un governo, ha dei rappresentanti sul territorio, non voglio far polemica, ma se si invertissero i ruoli e fossimo noi i rappresentanti sul territorio, avremmo già la lista della spesa appesa sulla finestra di casa. Tutto è recuperabile e io spero che i rappresentanti sul territorio del governo si diano da fare per dirottare parte di quei fondi, come deve essere, anche ai territori del Veneto. Per il resto delle risorse, quando compete a me, le abbiamo sempre portate a casa. E i sindaci hanno ragione a lamentarsi. Fra l'altro, trasversalmente, non è che stiamo parlando di sindaci. Penso, ho visto Giordani pone una questione che non è irrilevante, l'ho visto porre anche da Conte a Treviso, ho visto anche altri sindaci, bene insomma. Cioè, dobbiamo uscire da questa storia di guelfi e ghibellini, dobbiamo andare al concreto, cioè siamo tutti veneti e dobbiamo portare a casa per il Veneto. Carollo, poi mi pare Zennaro, poi chiudiamo. Farò una domanda che magari è una domanda stupida, però in tutto questo sentirsi, governo, regioni, fate ste riunioni, eccetera, il governo prima dice A, poi dice B, eccetera, ma in tutto ciò, la task force di Colao, con tutti questi geni illuminati in cui non c'era neanche un imprenditore, dico avessero preso un Renzo Rosso, un Luxottica, gente che manda avanti aziende a migliaia e migliaia di dipendenti, ma non importa. Dove è finita? Cioè, in queste riunioni hanno dato dei consigli e delle linee guida o sono spariti nel nulla? Non lo so, nel senso che io ho sentito il dottor Colao un paio di volte al volo al telefono, mi ha cercato lui, ma non so che riunioni abbiamo fatto, non lo so, non ve lo so dire. Certo è che dietro a quello che sta accadendo c'è questo gruppo di lavoro, questo è poco ma Cioè sicuro. qualcosa è arrivato da parte loro? No, nel senso che quello che presenta il Veneto è farina del Veneto, punto. Zennaro e chiudiamo, adesso salutiamo. Trasporto pubblico locale. Oggi ho letto una intervista su un giornale, mi ha alquanto preoccupato cosa pensa il capo della CTV, che è l'azienda più grande del Veneto, nel senso che diceva dovremmo cambiare, certo che qua sì ci vuole probabilmente un coordinamento che vada oltre al comune o alla provincia, insomma la città metropolitana. Ecco, su questo vi state già muovendo, perché se non ci sono i mezzi pubblici già il traffico ci ammazza di solito. Come risolviamo? No, siamo assolutamente sul pezzo, con le difficoltà che ci sono rispetto al fatto che
applicando le linee guida in maniera severa a quelle del metro, si va a 1/3 della capienza degli autobus e a un 50% di quella dei treni. Oggettivamente non ci sono mezzi per moltiplicare per 3. L'assessore De Berti sul pezzo sta seguendo questa partita, tanto è vero che adesso sta arrivando anche un testo di ordinanza per il TPL, probabilmente non agganciamo neanche a questa, ma la facciamo a parte, oppure mettiamo un articolo in questa, adesso decideremo, anche per evitare magari, se ci fossero impugnative o ricorsi al TAR, che non ci sia un blocco dell'intero di un'ordinanza che deve rincorrere nei tribunali, e quindi probabilmente la spezzetteremo, però oggi contemporaneamente, approfitto per dirlo, esce anche il TPL. Ragazzi, grazie. Prego? No, oggi. Ma noi c'è sempre il tema delle linee guida. Adesso l'assessore, vi ricordate che quando è stata fatta la prima ordinanza il tema del metro era anche una fase sperimentale, cioè si è detto applichiamo al minimo e vediamo come andrà. Oggettivamente adesso stanno lavorando su una nuova proposta, però non sono in grado di qualificarvela adesso, perché ci hanno chiamato e ci hanno detto che c'è una possibilità di rinnovare un'ordinanza, adesso vedremo. Grazie. Presidente, posso chiedere gentilmente una cosa? Prego. In merito alla riapertura delle strutture alberghiere, chiedono se rientrano anche i B&B e gli affittacamere, visto che non sono previsti. Ti sei distratta? L'avevo detto prima. No, era perché me lo stanno continuando. Ti sei distratta? Quindi che aprono tutti. Grazie. Sì, ho detto tutto alberghiero e extra-alberghiero, ho anche detto che sono 480.000 posti letto. Sì. Grazie. Ah no, volevo dire, ve lo dico, simpatico ragazzino Enrico D'Are è passato, secondo domani partono i pulcini e se ne vanno da qui, e 9 anni ci ha mandato il disegno e poi ha mandato anche la donazione, 1,25 €, e quindi vabbè, allora ha fatto il boccia. Ah, bene, grazie. Grazie mille e grazie Enrico. Buongiorno e buon lavoro ragazzi. Siamo in studio, questa è la conferenza stampa di oggi del governatore Zaia, lo vedo ancora. Quindi se non arriva stasera il DPCM? No, hanno detto che arriva alle 3. No, considera Alda che se non arriva salta il banco, perché è impossibile. Arrivederci, buongiorno. Ecco, dunque, se non arriva salta il banco, il governatore Zaia fa riferimento ovviamente al DPCM annunciato ieri sera dal Premier Conte e che dovrebbe essere firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella prima parte del pomeriggio di oggi. Un punto stampa, anche quello di oggi, pieno di spunti. Soprattutto c'è la notizia di questa maxi stangata per chi sgarra, per chi non indosserà la mascherina, con multe fino a 3.000 euro. Questo prevede l'ordinanza regionale che sarà pubblicata subito dopo il DPCM. Quindi qual è la roadmap del pomeriggio? Si aspetta il DPCM, quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrà come allegato il protocollo siglato dalle regioni, poi le singole regioni provvederanno ciascuna per sé con i provvedimenti regionali. Teoricamente nel corso del pomeriggio si dovrebbe avere il quadro completo. Se non ci sarà il DPCM, ha detto Zaia, salta il banco, ma insomma teoricamente non ci dovrebbero più essere problemi. Zaia ha anche detto, ha passato in rassegna i negozi e le attività che potranno aprire domani, praticamente tutte, dagli stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, barbieri, commercio al dettaglio, i mercati tutti aperti. Anche i mercatini degli hobbisti, dell'antiquariato per intenderci, il mercato ambulante, gli ambulanti che ieri per esempio hanno protestato anche a Mestre per chiedere maggiore attenzione, le autoscuole, i teatri aperti, ovviamente senza pubblico per consentire prove e allestimenti, piscine pubbliche e private, impianti sportivi
all'aperto e anche le palestre pubbliche o private, che in questo caso il governo aveva rinviato al 25, ma la regione vuole anticipare. Ovviamente poi saranno i singoli titolari a decidere. I tirocini professionali, anche questo è un capitolo delicatissimo e molto spesso ci avete chiesto ragguagli su questo fronte. Le funzioni religiose, e questo lo sappiamo, il TPL, tutto insomma sostanzialmente, la manutenzione del verde, restano chiusi al momento, e questo a livello nazionale, i cinema, i teatri, le rappresentazioni pubbliche. Questa quindi è la situazione, e siamo collegati adesso con loro, i protagonisti di questa vigilia di aperture, gli imprenditori. Vedo collegata Elena Turri, parrucchiera di Portoviro, che in queste settimane abbiamo sentito più volte come rappresentante della categoria. Ci sono poi da Montebelluna Giacomo Sala e Mauro Di Maggio, titolari di una palestra della Strength Farm, e poi è rimasto con noi Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite, l'organizzazione che ieri sera ha portato in piazza circa 200 manifestanti, 200 commercianti nel Salotto Buono di Treviso in Piazza dei Signori. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Buongiorno. Allora, Elena, parto con te. Ci siamo sentiti più volte in queste settimane. Il 1° maggio con le tue colleghe eravate scese in piazza, una protesta pacifica con tutti i distanziamenti sociali a Portoviro. Avevate molte aspettative. Com'è la situazione adesso? Qual è la tua vigilia? Sei pronta per riaprire? Guarda, io almeno per come mi sento una bambina in un negozio di giocattoli. Sono veramente contenta. No dai, a parte gli scherzi, a inizio settimana ormai non volevo prendere troppo sul serio la riapertura anticipata, proprio per non rimanerci male nel caso in cui non fosse decretata questa riapertura. Poi mercoledì, mi sembra, il nostro governatore Zaia ha assicurato, diciamo, la ripartenza di tutti gli esercizi a partire dal 18 maggio. Però anche lì ho detto aspettiamo di vedere un attimo le misure, i protocolli INAIL, che diciamo in quali misure si fanno riaprire. Infatti già da lì, una volta che mi è arrivato il documento, purtroppo si trattava di misure di prevenzione assolutamente ridicole, inapplicabili per noi. E invece confidavo appunto nel nostro governatore di essere determinante, diciamo, per poter estendere a tali normative delle misure molto più agevoli. Quindi Elena, le nuove misure, quelle regionali, vanno bene? Vi consentono di lavorare? Guarda, per come la vedo io non è cambiato chissà che cosa, cioè prova a passarmi il termine, non è cambiato chissà che cosa dal punto di vista lavorativo nostro. Cioè ovviamente si tratta di norme più rigide rispetto al passato, perché comunque ti obbligano a lavorare in una maniera più scrupolosa del solito, però comunque sia lavorando su appuntamento noi lo abbiamo sempre fatto, anche perché sta proprio nell'organizzazione del nostro lavoro. Igienizzare tutta l'attrezzatura utilizzata per ogni cliente una volta finita la prestazione lo abbiamo sempre fatto, così come sanificare i servizi igienici a fine giornata. Ovviamente adesso saranno norme più rigide, cioè lo dovremo fare più scrupolosamente e più frequentemente rispetto a prima. Ovviamente portare mascherine e guanti è l'obbligo diciamo che abbiamo messo noi parrucchieri di Portoviro, perché come ci sentiamo nel gruppo nostro dei parrucchieri, certo. Ovviamente abbiamo tutte delle misure, diciamo, in comune, ecco. Elena, stai già raccogliendo prenotazioni, immagino, per domani? Ovvio che sì, cioè,
Guarda, a metà settimana, quando ho saputo della riapertura, cioè, non appena abbiamo messo sul nostro profilo Facebook e Instagram la riapertura a partire dal 18 di maggio, il nostro telefono è stato letteralmente bombardato di messaggi e di chiamate da tutte le clienti proprio per prendere appuntamento, anche perché la cosa che mi fa rimanere un po' basita, come avevo sempre detto le volte scorse, è proprio questo, il fatto che parrucchieri e centri estetici, secondo me, non avrebbero mai dovuto essere sospesi, proprio perché i servizi che sono che riguardano, diciamo, la cura della persona trattano proprio la necessità, sono situazioni di necessità per la persona e soprattutto di dignità. Si tratta proprio di questo, e come avevo letto in vari articoli nei vari giornali locali nel mese di marzo, secondo me è vero, parrucchieri e centri estetici, almeno per questa categoria, sono tra i più sicuri, perché noi abbiamo sempre lavorato nell'igiene e nella sicurezza. Giacomo e Mauro, vengo da voi. Come vi state preparando per l'apertura? So che voi non partirete probabilmente domani, ma la prossima settimana, il 25. Come vivono le palestre queste ore di attesa, di vigilia? Giacomo. Ciao. In realtà in questo momento noi siamo stati un po' sorpresi perché ci aspettavamo un'apertura per il 25. In realtà si potrebbe partire direttamente anche già da domani. Sicuramente non sarà fattibile perché non abbiamo ancora messo in pratica le disposizioni su cui ci stavamo preparando, per cui ci prenderemo qualche giorno, penso questa settimana, per intanto affidarci ad un professionista che si occuperà di stilare un protocollo, un piano di sicurezza in modo da poterlo seguire nella migliore sicurezza, scusate. E dopodiché iniziare anche tutti i preparativi e avvisare le persone che dovranno ritornare al lavoro sul come fare. Certo. Ecco. E quindi non è così banale, soprattutto per una palestra. Mauro, chiedo a te, cosa cambierà principalmente nelle palestre nelle prossime settimane? Quale sarà lo scarto più evidente? Ma sicuramente ci dovrà essere una maggiore organizzazione e funzionerà un pochino come altri settori. Io credo che sarà veramente un servizio quasi su appuntamento, nel senso che questo non vuol dire per forza con un istruttore che accompagna, ma prendendo un appuntamento esattamente come può essere un campo da calcetto piuttosto che da beach volley, un'ora, e in quell'ora uno deve fare, perché altrimenti non si può dare la possibilità a tutti di sfruttare il servizio, e quindi si creerebbe poi una problematica di assembramento e tutto quello che, quindi ci sarà una piccola rivoluzione da quel punto di vista. E poi immagino una sanificazione ancora più frequente degli attrezzi. Sì, quello sarà obbligatorio. Sarà obbligatorio. Ecco, non quotidiano ma orario. Sulla questione invece degli spogliatoi, delle docce, avete capito come funzionerà? Mi sembra di aver capito che gli spogliatoi possono essere utilizzati con tenendo 1 metro di distanza, se non ho letto male le direttive. Diciamo sì, infatti è cambiata la linea rispetto a quella abbastanza rigida dei giorni scorsi, che prevedeva appunto è stato preso in considerazione il fatto che se non ci fossero stati gli spogliatoi disponibili su una palestra, quel tipo di attività sarebbe andata a morire, perché tutti gli orari
pre-lavoro o magari infralavoro saltavano per chi non aveva la possibilità di fare una doccia. C'è anche da dire che io credo che 1 metro di distanza in spogliatoio sia il minimo da sempre. Credo che non ci fosse il bisogno, perché sotto il metro di distanza vuol dire salire uno sopra l'altro. Quindi insomma era già una questione di buon senso anche qui, certo. Andrea Penzo Aiello, vengo da te, vi do del tu a tutti perché siete dei giovani imprenditori. Andrea Penzo, le parole del governatore Zaia ti hanno rassicurato? Si sta andando verso una riapertura senza se e senza ma, o ci sono ancora degli interrogativi? Diciamo che la Regione in questi giorni è sempre stata molto vicina a noi, c'è stato anche modo di interloquire per capire quali potevano essere le esigenze. Rimaniamo sempre comunque perplessi, come negli ultimi 60 giorni, dell'atteggiamento del governo centrale, perché sentire anche il nostro governatore che ci dice io lunedì riapro tutti, ma fino alle 15 non metto nulla di scritto perché non abbiamo certezze, e ho la gente che da questa mattina che è nei vari negozi, nelle varie botteghe a disinfettare, senza però veramente sapere se arriverà l'ok definitivo, che ormai dovrebbe essere quasi scontato, ma abbiamo visto che nulla purtroppo è scontato. E poi c'è un altro grosso problema che noi purtroppo dobbiamo ripetere ogni giorno, ormai anche là da fine marzo, ovvero che molti comunque faranno fatica ad aprire almeno questa settimana, anche perché ancora non c'è la liquidità che è stata promessa dal decreto Cura Italia e che permetterà di investire nei dispositivi obbligatori, che permetterà di investire in merce per poter riempire i frighi e per poter ricominciare a lavorare. Questa liquidità la stiamo aspettando, speriamo che ormai sia questione di giorni, e poi io vedo che circa il 60% degli iscritti alla mia associazione pensa di riaprire comunque tra una settimana, in modo da mettersi in regola, da poter rimodulare gli orari e soprattutto anche da poter cominciare a fare acquisti per ripartire assieme. Un ultimo flash, Elena, vengo da te. Come si sta, quali sono le aspettative in questa vigilia? Vi risolleverete? Guarda, io spero, come ha detto poco fa, di questi aiuti economici che arrivino il prima possibile, in modo da poter provvedere alla ripartenza così. Poi non so, io spero sempre in meglio. Sostanzialmente, e spero che l'economia dell'Italia riparta il prima possibile, anche perché se no già è una strage, cerchiamo di risollevarci. Quindi atteniamoci, facciamo un ultimo sforzo, atteniamoci alle disposizioni del nostro governatore, portiamo mascherine e guanti, cerchiamo di fare in modo, diciamo, di riprenderci la nostra normalità il prima possibile. Ecco. Giacomo e Mauro, c'è voglia di allenarsi? Cosa vi chiedono i vostri clienti? Ritorneranno? Che sensazione avete? Giacomo. Allora, i clienti che già frequentavano la palestra sono almeno un mese e mezzo che continuano a tartassarci di messaggi per sapere ma quando partite, quando ricominciamo a allenarci, eccetera, eccetera. Noi speriamo di ripartire e riuscire perlomeno ad accontentare tutti quelli che già facciano parte del nostro pacchetto clienti. Dopodiché, nel momento in cui riusciremo a entrare a regime, vedremo se potremo accogliere altre persone. Noi ce lo auguriamo, perché comunque è il nostro lavoro e su questo abbiamo basato la nostra attività. Già ritrovare i clienti di prima sarebbe un gran risultato, assolutamente. Andrea Penzo, un'ultimissima battuta flash. Ci saranno altri flash mob, altri sit-in da parte di Treviso Imprese Unite, da parte dei commercianti trevigiani? Penso.
e non dovremo più fare sit-in e flash mob, vuol dire che finalmente saremo stati ascoltati e ci permetteranno di lavorare e riaprire come chiediamo dall'inizio. Quindi sarebbe l'ideale non dover più tornare in piazza, e poi comunque ricominceremo a lavorare su tanti altri problemi che le nostre attività hanno sviluppato comunque negli anni e che potremo Certo. Grazie mille, in bocca al lupo a tutti, che sia una ripartenza ricca di soddisfazioni. Grazie quindi ad Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite, Giacomo Sale e Mauro Di Maggio della palestra Strength Farm di Montebelluna, Elena Turri, parrucchiera a Porto Viro. In bocca al lupo davvero, grazie di tutto. Arrivederci. Adesso per noi invece c'è un momento di pubblicità. A dopo. Di nuovo insieme in diretta straordinaria per darvi conto di questa domenica di vigilia. Domani si apre la fase 2 bis, così è stata denominata, con 80.000 attività commerciali, negozi che in Veneto alzeranno le saracinesche dopo 2 mesi e passa di lockdown, una situazione assolutamente straordinaria che nessuno aveva mai vissuto. Abbiamo parlato prima della pubblicità con alcuni imprenditori, avete sentito la loro voglia di farcela, di invertire la tendenza, pochi piagnistei, tanto spirito concreto, ed è quello che sta animando tutti i nostri imprenditori in queste ore. Sono ore comunque di attesa, perché si sta aspettando la definizione del DPCM da parte del governo, che dovrebbe essere diffuso per l'appunto nelle prossime ore. C'è chi dice alle 3, dopo il decreto del governo sarà emanata anche l'ordinanza regionale che il presidente Zaia ha illustrato nuovamente nel corso del punto stampa a Marghera. Ordinanza che conterrà anche le nuove sanzioni, i nuovi importi, fino a 3.000 euro di multa per chi sarà beccato senza mascherina in giro per il territorio regionale. Questo il dato più forte e che va assolutamente trasmesso, comunicato, per evitare spiacevoli sorprese. Vedo già i miei 2 nuovi ospiti, Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del partito della Meloni. De Carlo, mi sente? Vedo che la connessione si è interrotta proprio in questo momento, cerchiamo di ripristinare la linea. L'altro ospite invece è Erika Baldin, consigliere del Movimento 5 Stelle. Baldin, mi sente? Sì. Lei mi sente? Perfetto. Allora, in attesa, consigliere, che si colleghi anche Luca De Carlo, io con lei vorrei ritornare su quello che sta succedendo a Mestre, a Marghera. Lei ieri stava manifestando, ha manifestato con i comitati ambientalisti della zona per dire no al nuovo inceneritore di Fusina. Perché questo no al termovalorizzatore? Guardi, le motivazioni sono tantissime. Inizio ai nucleare, quelle che sono le principali. Allora, l'inceneritore che si vorrebbe costruire sorge su un'area tutelata dal punto di vista ambientale, storico, della Laguna di Venezia, e in particolare va a sovrastare 7 siti SIC ZPS tutelati anche a livello europeo. Inoltre andrebbe in contrasto con la direttiva rifiuti, la direttiva europea, che prevede l'incenerimento come soluzione residuale rispetto ad altre modalità di trattamento rifiuti.
Inoltre, come sappiamo tutti, la pianura padana, in particolare la nostra area, è quella più inquinata a livello proprio italiano e non solo italiano, quindi anche la dispersione in aria di fumi inquinanti è un fattore da non sottovalutare. E quindi spero che vi sia la presa di coscienza da parte delle istituzioni affinché questo impianto non venga ampliato, perché preferiamo a questo altre soluzioni che sono sicuramente una raccolta differenziata più spinta e una propensione al riuso, al riciclo. Tra l'altro, consigliere, il tema ambientale, siamo partiti da questo perché la cronaca venerdì ci ha portato nel cuore di Porto Marghera con quella esplosione che ha creato poi una nube scurissima e anche pericolosa. Poi l'ARPAV ha scongiurato e in qualche modo ha rassicurato sulla pericolosità di quella nube, però diciamo che venerdì la fragilità dell'area di Porto Marghera era evidente. Infatti, a parte che sottolineo il fatto che i messaggi di allerta alla popolazione, ovvero quelli di tenere finestre e porte chiuse, sono arrivati in ritardo. E questo è un fatto grave da sottolineare. In più di un anno fa c'erano già le proteste di operai e sindacati che rilevavano come nell'impianto non vi fossero le dovute misure di sicurezza. E spero insomma che si faccia chiarezza su quanto accaduto e che si tenga nella dovuta considerazione il fatto che impianti di queste dimensioni, di questa portata possono causare danni enormi alla salute e alla sicurezza dei cittadini, che forse è il caso di pensare a una riconversione verde di tutta l'area del Veneziano. Baldin, andiamo per un momento in pubblicità e ripristiniamo anche il collegamento con De Carlo. Pubblicità e ci ritroviamo subito qui in studio. Di nuovo insieme in diretta straordinaria, siamo con entrambi i nostri ospiti, Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e deputato del partito di Meloni. De Carlo che si stava mettendo a posto i capelli perché il barbiere riapre solo domani. De Carlo. Sì, io non ho la fortuna del primo ministro che miracolosamente ha i capelli come un Playmobil, sempre perfetti. Io purtroppo, si vede qui, sono impresentabile in realtà, però insomma dai, domani finisce anche l'agonia dei nostri amici artigiani, commercianti e quant'altro che finalmente possono tornare a lavorare e quindi possono divertirsi anche a tagliare questa chioma che veramente è imbarazzante. Imbarazzo a parte, De Carlo, lei sarà in piazza il 2 di giugno con il centrodestra? Per manifestare contro il governo e perché? Beh, insomma, questo è un governo, adesso non me ne voglia la Baldin, che sicuramente avrà una visione assolutamente diversa dalla mia, ma questo è un governo che ha di fatto lasciato per ultime le partite IVA e soprattutto gli operatori del turismo. Non ci sono grandi risposte a queste categorie. Per me è una scelta scientifica, cioè loro lo sanno che queste categorie sono quelle che più sono resistenti rispetto alle crisi, tant'è che ne hanno già subito dal 2008, subiscono crisi fiscali per il fatto di avere un socio come lo Stato super oneroso che gli chiede di pagare i debiti immediatamente a lui e che paga quando ha voglia e quando ha tempo, lasciando tanti operatori ad avanzare un sacco di risorse da parte dello Stato. Li ha lasciati per ultimi perché conosce benissimo la capacità di resistere, però questa capacità oggi è messa veramente in forte disagio. Guardate che ormai sono fenomeni segnalati anche oggi dal prefetto di Belluno di tentativi di mettere le mani sulle aziende bellunesi e venete in generale da parte sia della criminalità organizzata ma anche da potenti gruppi finanziari che ormai hanno le leve dell'economia e della finanza e che quindi approfittano di questi momenti di seria difficoltà per mettere le mani sui nostri gioielli di famiglia, sapendo benissimo che un domani il turismo
ripartirà per forza, perché non sono esportabili le nostre bellezze in Cina e nemmeno in Francia, amici di questo governo assolutamente anti-italiano come quello a trazione PD, perché ormai i poveri 5 Stelle non hanno più nemmeno la trazione, anche se hanno il favore dei numeri, perché sono ormai assolutamente soggiogati alle volontà del PD, che lascia loro operazioni solo di bandiera come quelle del reddito di cittadinanza oppure dei bonus per l'acquisto dei monopattini, che credo siano ormai evidenti a tutti, risolvano poco i problemi della gente, ma che così sembra che siano così quelle marchette e quei modelli bandierina che servono a tenere buono magari un elettorato che crede che l'ambiente e che la lotta ai cambiamenti climatici si combatta attraverso l'acquisto dei monopattini. Ecco, che monopattini poi discriminatori, perché il monopattino può essere acquistato se vivi in una città capoluogo e non puoi acquistarlo per esempio se vivi a Calalzo di Cadore. Io ho invitato oggi tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fare un giro per Roma e vedere se si può usare il monopattino anche in città, perché sarebbe meglio, e lo dico da sindaco, riuscire ad avere qualche risorsa per tappare i buchi piuttosto che acquistare monopattini con cui la gente, ahimè, si ucciderà, perché le nostre strade non sono strade da monopattino. De Carlo, vedo che la sua è una bocciatura su tutta la linea, l'aggiorno in tempo reale e il pubblico fa i complimenti per le galline. Io non le vedo perché sono accecato, ma mi dicono, le fanno i complimenti per questo. Baldin, la bocciatura di De Carlo è veramente totale. Lei cosa risponde? Il governo 5 Stelle, PD ha fatto tutto il possibile? Guardi, io capisco la volontà di andare sempre e comunque contro il governo, anche quando fa una manovra di 55 miliardi come non si è mai vista nella storia del nostro paese, per un'emergenza che chiaramente ha colpito tutti indistintamente, e io sono solidale con quelle parrucchiere, quegli estetisti, i bar, i ristoranti, tutta quella fascia di persone che non sono riuscite a lavorare in questi mesi. Ma voglio anche ribadire, al contrario di quello che ha sostenuto il mio collega, che non sono stati lasciati soli nemmeno per un attimo, perché alle parrucchiere, agli estetisti sono arrivati subito i 600 euro e a tutti gli autonomi, ve lo posso garantire, anche a pochi giorni dalla richiesta sono arrivati subito i soldi liquidi nei propri conti correnti. Le altre categorie di lavoratori dipendenti invece hanno beneficiato della cassa integrazione, che ha avuto qualche ritardo perché chiaramente le procedure sono farraginose e dipendono anche in parte dalle regioni. Questa cosa è stata poi sistemata con l'ulteriore passaggio dell'ultimo decreto, e quindi da questo punto di vista sono stati messi in campo tutti i fondi necessari. Poi per quanto riguarda il turismo, abbiamo letto tutte le linee guida che dovranno essere rispettate da qui ai prossimi mesi. Abbiamo 1,5 metri di distanza tra i lettini, ad esempio, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Abbiamo anche previsto 1.000 euro per tutti i dipendenti del turismo stagionali che non hanno potuto lavorare in questo periodo, e un bonus vacanze ad esempio per tutte le famiglie con ISEE al di sotto di 40.000 euro certificati. Quindi queste famiglie potranno andare in vacanza, i lavoratori non sono stati abbandonati, i datori di lavoro nemmeno. Abbiamo esentato il pagamento dell'IRAP e dell'IMU per gli albergatori e anche per gli stabilimenti balneari. Chiarissimo. Quindi tutti i provvedimenti concreti. Rigetto al mittente le accuse di noncuranza che sono state fatte. Ecco, oggi il Corriere della Sera titola: addio alla linea dura, così il Premier sotto attacco rassicura gli alleati e apre all'opposizione. In questa lotta comunque che c'è stata, chiedo a lei De Carlo, fra governo e regioni, chi ha vinto? De Carlo, chiedo a lei. Guardi, chi ha vinto? Innanzitutto bisogna dire chi era il capo popolo della rivolta delle regioni, che non erano le regioni di centrodestra ad esempio,
a dimostrazione di come il governo avesse fallito nel rapporto con lo Stato e non fosse pura demagogia o ideologia. Bonaccini, insieme a Emiliano, insieme a De Luca, insieme a Rossi, il governatore della Toscana, per esempio, rigetta al mittente quello che la Baldin dice sulle casse integrazioni. Non è vero che l'imbuto o il tappo sono state le regioni. Le regioni hanno passato tutte le informazioni all'INPS, che oggettivamente si è trovato in una situazione di assoluto disagio per il fatto di non essere in grado, con la struttura che ha, di far fronte a tutte queste domande. Ricordo che in Veneto sono 34.000 domande per 130.000 lavoratori e che la settimana scorsa erano state lavorate dall'INPS solamente 7.000. Laddove i dipendenti hanno ottenuto la cassa integrazione, va ricordato che è perché gli imprenditori l'hanno anticipata, non perché sia arrivata dal governo, e nemmeno quei 600 euro, che tra l'altro sono un importo risibile, perché noi ricordiamo che si ottengono fino a 780 euro per il reddito di cittadinanza, a imprenditori costretti a tener chiuso invece indennizzano con 600 euro, che non sono arrivati subito. Non è vero, magari fossero arrivati subito, forse avremmo avuto meno proteste proprio da parte degli operatori. Ricordo poi molto sommessamente che anch'io ho votato per lo scostamento di bilancio da 55 miliardi, quindi anch'io mi assumo la responsabilità di averlo votato. Certo che poi non siamo stati noi, cioè non è stata l'opposizione minimamente coinvolta a destinarli alle varie iniziative. Quanto al bonus vacanze, ne cito uno su tutti, non mi sembra che oggi quello di cui hanno bisogno le imprese sia un bonus vacanze, anche perché, scusatemi, ma persone che fino ad oggi non sono riuscite a lavorare difficilmente hanno in mente per quest'estate le vacanze, hanno in mente piuttosto come riuscire a pagare le bollette che si sono sommate in questi mesi. Quindi l'intervento sarebbe stato molto più efficace se fossero stati i contributi a fondo perduto molto più capienti nei confronti di quelle imprese che quest'anno devono tenere botta e riuscire a restare aperte e non farsi comprare da qualche avvoltoio per poi ripartire il prossimo anno. Tutto qua. Vi chiedo a entrambi un attimo di pazienza, 2 minuti, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Di nuovo in studio con i nostri 2 ospiti, Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia, coordinatore regionale del Partito della Meloni, e Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Baldin, le chiedo, quanto sono stati complessi i rapporti in questi mesi con gli alleati del Partito Democratico? Guardi, in tutte le situazioni ci sono sempre difficoltà ad andare d'accordo anche con i propri familiari, se vogliamo. Quindi, e questa emergenza, questa quarantena ce l'ha dimostrato in più casi. Ecco. Esatto. Quindi se si fa fatica a stare tutti assieme sotto lo stesso tetto già tra familiari, figuriamoci tra forze politiche che magari non la pensano esattamente nella stessa maniera. Ma l'importante, a mio avviso, è lavorare per il bene dei cittadini italiani, che in questo momento è la cosa principale, la cosa che tutti si aspettano e che vogliono, senza distinzioni magari ideologiche fondate solamente su preconcetti o ideologie che magari sono utili in campagna elettorale ma che non risolvono i problemi reali delle persone. Penso che sia stato fatto moltissimo. Conte sicuramente, il Premier Conte non si è mai risparmiato un secondo in tutta questa vicenda, e anche i ministri, quindi li ringrazio perché sono riusciti a dare delle risposte in tutti i settori, e ricordo al mio collega che nell'ultimo decreto proprio sono stati previsti risorse a fondo perduto per le imprese, questo è andato da non sottovalutare. I 600 euro delle partite IVA sono stati portati a 1.000 euro in caso di perdita di fatturato di oltre il 30%, e il bonus importantissimo, il super bonus del 110% in caso di ristrutturazione energetica.
questo sarà sicuramente un volano per tutte le imprese edili del nostro territorio, che avranno l'occasione di lavorare molto di più e avere un credito da parte delle banche. Chiedo a entrambi, perché il tema tra l'altro è anche in un nostro sondaggio che poi andrò a proporre ai telespettatori: elezioni a luglio sì o no, come chiede il governatore Zaia. De Carlo, lei è favorevole alle elezioni regionali a luglio? Io sono sempre pronto ad andare a votare, però voglio andare a votare nel momento in cui noi riusciamo a garantire quanto più partecipazione possibile di tutti i cittadini, e soprattutto quando tutte le forze politiche sono messe nelle condizioni di votare alla pari. Quindi se da adesso in poi le condizioni migliorano e viene garantita anche alle opposizioni, perché anche le elezioni servono anche a questo, a misurarsi con le opposizioni e a capitalizzare per chi ha governato come noi, come centrodestra, il grande lavoro fatto in questo periodo. Però non possiamo non partire dal fatto che le elezioni si devono tenere nel momento in cui ci saranno uguali condizioni per tutti. Quando ci saranno, noi ci faremo trovare pronti. Se è a luglio, benissimo a luglio. È a settembre, benissimo a settembre. E De Carlo, quale sarà il vostro candidato? Noi correremo con la formula del centrodestra unito. Mi pare che sia un accordo nazionale che ha già trovato assolutamente la convergenza di tutto il centrodestra. Tra l'altro, in tutte le elezioni dove in questi ultimi 2 anni ci siamo presentati come centrodestra unito, abbiamo vinto, eccezione dell'Emilia Romagna dove era oggettivamente difficile farlo. Lo schema è quello vincente, perché cambiare tra l'altro una squadra di governo come quella della regione, che benissimo ha fatto anche in questi ultimi mesi in nome di non so cosa. Quindi centrodestra unito si vince sempre e ovunque. Baldin, voi come la vedete? Io pongo l'accento su quelle che saranno le condizioni stabilite dagli esperti per il ritorno al voto, ovvero se la curva del contagio sarà talmente bassa da consentire quanto prima le elezioni. Anch'io auspico che siano appunto il prima possibile, però tutto dipende anche dalla situazione epidemiologica che vi è in Italia e nelle varie regioni, quindi non acceleriamo troppo perché potrebbe essere un rischio troppo grande da correre, ma neanche speriamo insomma che con magari il caldo questo virus maledetto attenui la propria portata virulente e si riesca a fare anche una campagna elettorale come si deve, non soltanto sui social come stiamo facendo in questo momento. Tra l'altro prossima settimana ricominceremo i consigli regionali in sede a Venezia, così come le commissioni consigliari. Faccio un appello a tutti i cittadini affinché si rispettino, come è stato fatto fino ad oggi, e i risultati danno atto di questo, tutte le misure di prevenzione, quindi come è stato sottolineato da più parti, utilizziamo le mascherine quando servono, sanifichiamo tutti gli oggetti, tutte le cose con cui veniamo in contatto, proprio per ridurre quanto possibile la portata del virus e il rischio di contagio. Solo così possiamo venirne fuori il prima possibile e ritornare tutti alla normalità, come speriamo possa avvenire in tempi brevi. Grazie ai miei 2 ospiti, Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, grazie, buon lavoro, e buon lavoro anche a Luca De Carlo, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Grazie, buon lavoro. E a proposito vi ricordo il sondaggio di Antenna 3 Nord-Est sulle elezioni regionali: meglio votare a luglio? Questo il quesito, questa la domanda che vi stiamo ponendo in questi giorni. Il risultato del sondaggio lunedì sera nel corso della nostra trasmissione di prima serata Ring. Se siete per il sì, telefonate allo 0422 1626 691. Se invece non siete per andare a votare a luglio, 0422 1626 690. Lo squillo è assolutamente gratuito. Se sentite occupato, non preoccupatevi, è normale, il vostro voto viene comunque registrato dal nostro sistema. I risultati, ve lo ripeto, lunedì sera a Ring. In ultimissima battuta, i dati della giornata sul fronte del contagio
il primo report di giornata diffuso da Azienda Zero con la regione del Veneto, 11 nuovi casi nella notte, quindi tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina, 11 casi. Quindi ci sono anche delle province come quella di Rovigo e di Verona a 0 casi. Verona, lo sottolineo, 0 casi, parliamo della provincia più colpita, quindi il trend è di diminuzione. Sotto i 4.000 i soggetti in isolamento domiciliare, anche questo dato va assolutamente sottolineato. C'è da registrare purtroppo una vittima all'ospedale di Villa Franca nella notte. Questa è la situazione con le terapie intensive che continuano comunque a calare e anche i posti letto in area non critica. Quindi il trend è di diminuzione e in qualche modo giustifica la riapertura delle prossime ore e di domani. Continueremo a raccontarvi questa vigilia, se lo vorrete, a partire dalle 17:30. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. A dopo.